Ultimi giorni prima del silenzio elettorale e a Castelfranco la campagna entra nella rush finale. Incontri pubblici, volantinaggi e confronti serrati hanno scandito queste settimane decisive verso il voto del 24 e 25 maggio. Ai candidati abbiamo chiesto quale clima si è respirato in città in questa fase conclusiva della campagna elettorale. Che campagna elettorale è stata? È stata una campagna normalissima, a parte quell'episodio spiacevole dove abbiamo ricevuto sia io che il mio candidato Catimi delle offese e delle minacce, ma abbiamo scritto ripetutamente sulle testate giornalistiche che questa non è politica. È stata una campagna elettorale viva, molto partecipata e anche molto leale, con bei candidati sindaci che si sono confrontati per il futuro della nostra città. È stata una campagna elettorale secondo me troppo veloce e che non mi ha dato la possibilità di parlare con più persone di quelle che avrei voluto. Per il resto è stata una campagna elettorale buona, secondo me, che ha funzionato bene, tutti gli obiettivi che ci eravamo posti li abbiamo raggiunti. In queste settimane i candidati hanno incontrato centinaia di cittadini tra piazze, quartieri, mercati e associazioni del territorio, un confronto diretto per raccogliere esigenze, preoccupazioni e aspettative, e allora abbiamo chiesto quali sono state le richieste più frequenti arrivate dai cittadini durante questa campagna elettorale. E cosa chiedono i cittadini? Abbattere le barriere architettoniche, perché abbiamo dei quartieri dove l'accessibilità ai disabili non c'è, e soprattutto gli alloggi popolari, 92 chiusi, chiedono la ristrutturazione. Le persone hanno chiesto di essere ascoltate, di avere un'interlocuzione con l'amministrazione comunale, hanno chiesto manutenzioni, hanno chiesto di partecipare e hanno sollevato alcuni problemi, la riqualificazione e molta attenzione all'ospedale e ai servizi sociali. Mi hanno chiesto soprattutto più sicurezza sia per le proprie abitazioni, quindi dai furti, sicurezza negli ambienti pubblici, negli spazi pubblici, quindi dalla presenza di questi gruppetti un po' arroganti nei confronti dei cittadini.